quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è una ragazza straordinaria che in queste ore, mettendosi a nudo, ha messo a nudo anche le nostre gigantesche, molteplici, inaccettabili ormai ipocrisie, intendo nostre, del mondo privilegiato occidentale, il cosiddetto mondo libero. La ragazza, avrete visto la foto imperversa sui social, sui siti, sulle agenzie, la ragazza iraniana che per protesta contro la polizia morale, perché in Iran esiste la polizia morale, cioè addetta a far rispettare la Sharia, che le aveva contestato, diciamo che non portava il velo, lo portava male o comunque era fuori dai canoni dell'abbigliamento islamicamente corretto. Questa ragazza, per tutta risposta, si è denudata di più, è rimasta solamente in biancheria intima e si è messa a girare nel cortile del Dipartimento di Scienza e Ricerca dell'Università Azad di Teheran, appunto in biancheria intima, come atto di ribellione di fronte al sopruso inaccettabile. Ovviamente di questa coraggiosissima ragazza da ore non si sa più nulla. Fonti studentesche iraniane, perché le fonti del regime, anche se come dire, alcuni giornaloni le prendono come le fonti di uno stato normale, no? Come se fosse le fonti della Francia o della Gran Bretagna, cioè le fonti dell'orrenda teocrazia iraniana non sono esattamente affidabili. Secondo fonti degli studenti che ogni giorno si scontrano e spesso si ribellano con questa orrenda teocrazia, la ragazza, che si dovrebbe chiamare Ao Dariaei, era stata inizialmente redarguita appunto per aver indossato l'hijab in modo inappropriato. Poi si è tolta i vestiti, gira un video in cui a un certo punto viene affiancata da un'auto, degli uomini la caricano a forza e Amnesty International sta già lamentando accuse di percosse e violenza sessuale contro di lei durante l'arresto. Non osiamo immaginare cosa sta passando questa ragazza titanica, questa ragazza che una sua unghia vale più di tutti i collettivi femministe, le femministe da salotto nostrane, tutte le non una di meno, che ovviamente sono mute su questa vicenda, mute. Anzi, esistono anche giornaliste donne italiane che stanno rilanciando la tesi del regime secondo cui questa ragazza è una pazza. A parte che una pazza comunque non l'arresto, non la percuoto, non la violento, non la faccio sparire, ma l'accusa di pazzia al dissenso, non siamo proprio nati l'altro ieri, no? È un classico dei totalitarismi dal Novecento in poi, dal nazismo allo stalinismo a tutte le forme di comunismo. Cioè, cosa dici del dissidente anzitutto che è pazzo, per delegittimare il dissenso? Cioè, ci arriviamo anche noi a Radio Libertà, quindi non prendeteci in giro, care colleghe. Invece questa ragazza ci dà, dicevamo, una serie di lezioni clamorose, perché non solo ha messo a nudo appunto l'ipocrisia delle femministe nostrane, quelle contro il patriarcato sempre e solo del maschio bianco occidentale europeo, cioè contro l'unica fetta di mondo probabilmente in cui oggi non si dà un patriarcato. Quelle della battaglia per le desinenze, quelle che sezionano gli spot che vanno in TV per vedere se ci sono allusioni maciste, mute di fronte alla tragedia delle ragazze come questa coraggiosissima eroina della libertà. Ma questa coraggiosissima eroina smaschera anche l'ipocrisia di certi analisti dotti col sopracciò che vanno in TV, dipingono scenari geopolitici e appunto parlano dell'Iran, degli ayatollah, come un attore tra i tanti, cioè quasi come se nella contrapposizione con Israele ci fosse un'equivalenza valoriale, fosse solo un risico geopolitico.
No, parliamo di un'orrenda teocrazia che sfracassa il cranio alle donne, è successo ovviamente da Mashaimi, ma sia prima che dopo succede quotidianamente in Iran, e questo è l'Iran degli Ayatollah, questo è l'Iran di Khamenei, che è anzitutto una macchina oppressiva contro le ragazze e i ragazzi iraniani. E poi un'altra grande ipocrisia sul nostro approccio al Medio Oriente, appunto. Al fatto che oltre una certa soglia di gravità i distinguo vengono meno. In Medio Oriente c'è da una parte l'asse del male guidato da queste canaglie islamiste che sequestrano, percuotono eroine come questa e che poi maneggia i suoi burattini, Hamas li manda nelle case degli ebrei, Hezbollah li fa buttare i razzi missili contro gli ebrei, gli Houthi li fa fermare il commercio mondiale danneggiando l'Occidente. E quella è la contrapposizione, no? Questa ragazza sognerebbe di essere liberata dagli Ayatollah. Questa ragazza, immaginiamo, avrà apprezzato il messaggio di Netanyahu ai giovani iraniani: voi, eredi della grande tradizione persiana, non vi meritate questa orrenda tirannia. E poi l'ipocrisia finale del dibattito nostrano dei nostri giornaloni, per cui oggi nelle prime pagine c'è una minaccia per il mondo, c'è un pericolo per la democrazia, la possibilità che un tizio che è già stato presidente della più grande democrazia mondiale, gli Stati Uniti, torni a esserlo. E questa cosa inquieta molto, è proprio è a rischio la civiltà, pare, se vince Trump, no? Nonostante abbia già governato e governato bene tendenzialmente. La stampa mette in prima pagina una riflessione: quella destra religiosa che reprime le donne, e no, non sta parlando degli Ayatollah, sta parlando degli elettori repubblicani. Allora, rispetto a tutta la nostra fuffa da privilegiati che vivono nella libertà, risplende, si staglia la lezione di questa grandissima eroina che speriamo sia ancora viva e speriamo un giorno veda il suo paese libero. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.